Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie dalla nostra regione, come sempre, ma anche oltre, perché le news venete hanno radici che arrivano comunque da molto lontano. Stiamo parlando del tema dei migranti in arrivo in Veneto. Ce ne siamo occupati con le passate edizioni della nostra informazione. Ci sono novità in arrivo, ve le daremo poi nel corso qui del Focus TG. Sappiamo comunque che la situazione è molto complicata, è in divenire, non ci sono variazioni di rilievo nelle posizioni degli amministratori fornite ieri, ovvero, come dice il sindaco di Romano d'Ezzelino, Simone Bontorin, prima i cittadini, poi vediamo di pensare agli altri, perché la situazione è davvero complessa. Ma in Veneto c'è anche la cronaca, come sempre, tante le novità. Da questa mattina le nostre redazioni si stanno occupando di raccogliere tutti i fatti di cronaca. Avremo un collegamento attorno alle 12:45 da Palazzo Balbi per l'incontro del Presidente Luca Zaia col Ministro Sangiuliano e per capire questa firma di un protocollo legato al tema paesaggistico, capire di cosa si parla. Dovremmo riuscire a parlare con i nostri inviati in altopiano per la conclusione di un lungo percorso legato a Vaia, quindi insomma tante le novità dal Veneto. Adesso però cominciamo con la cronaca, andiamo subito a Dogaletto di Mira nel Veneziano. Un'auto si capovolge e si incendia, miracolato un 22enne. L'uscita di strada, lo schianto contro il parapetto di un ponticello, poi le fiamme e la macchina che rimane incredibilmente sospesa sulla ringhiera del ponte sotto al quale c'è un canale di scolo. In piena notte, in via Foscara, tra Malcontenta e Dogaletto, un 22enne se l'ha vista davvero brutta, ma è ancora vivo. E anche se ferito a una gamba, si è tirato fuori dall'auto e si è messo in salvo. I pompieri, arrivati da Mira e Mestre, hanno spento l'incendio della vettura, mentre il giovane è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Vigili del fuoco in azione anche a Brendola nel Vicentino, rogo nella notte, incendio in azienda. Vediamo. Rogo nella notte, poco dopo le 23:30 in una ditta. I vigili del fuoco sono intervenuti a Brendola per l'incendio divampato all'interno di un'azienda produttrice di sedie mediante stampaggio di materie plastiche. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno interessato 2 macchinari, evitando la propagazione del rogo all'intero stabilimento. Danneggiata la copertura del tetto, danni da fumo all'interno dello stabilimento agli impianti elettrici. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'azienda sono terminate alle 2. Proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Padovano per un altro incendio, un incendio a Galliera Veneta che ha distrutto un'abitazione. Si temeva che in casa ci fossero delle persone. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi a Galliera Veneta, le fiamme avevano avvolto completamente l'abitazione. Fortunatamente in casa non c'era nessuno. Paura nella notte a Galliera Veneta per l'incendio di un'abitazione che solo alla fine si è scoperto essere disabitata. Le operazioni di spegnimento del rogo sono terminate dopo l'una di notte ed erano iniziate in serata. Le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento e hanno bruciato gran parte dell'abitazione, causando il crollo del tetto. I pompieri sono arrivati da Cittadella, Castelfranco e Padova. Lunghe le operazioni di bonifica per la notevole quantità di materiale trovata accatastata all'interno dell'abitazione. Torniamo ora nel Vicentino per vedere i risultati di una brillante operazione della Guardia di Finanza. Sanzionato un locale, aveva tenuto accese 7 slot machine fuori dagli orari consentiti per legge. Nel comune di Nanto, infatti, una pattuglia della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina, durante i servizi di controllo, ha notato che all'interno di un pubblico esercizio gli apparecchi da intrattenimento erano accesi e in funzione, in violazione di quanto stabilito dalla Regione Veneto, che non consente l'esercizio del gioco online presso i pubblici esercizi nelle fasce orarie protette dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20. Il titolare del pubblico esercizio è stato sanzionato per un totale di 3.500 euro, corrispondenti a 500 euro per ogni apparecchio rimasto acceso oltre l'orario consentito, ed è stata informata la competente autorità nella persona del sindaco di Nanto.
Qualche giorno fa erano state riscontrate le medesime irregolarità anche all'interno di un altro pubblico esercizio, ma a Poiana Maggiore. Ora andiamo nella Marca trevigiana, dove vi ricorderete dai nostri telegiornali un giovane era stato picchiato durante una festa di Halloween da uno sconosciuto senza alcun motivo. È stato identificato l'aggressore. Se qualcuno ha qualche informazione, li prego di andare dai carabinieri e riferirgliela a loro. Lunedì scorso ai nostri microfoni l'appello. Ora l'aggressore che ha colpito a pugni Fabio Toffanello fratturandogli il setto nasale è stato individuato dagli inquirenti. Un 25enne di origini straniere residente a Ceggia che il 29enne di Mansuè ha riconosciuto dopo aver visionato alcune delle numerose foto scattate sui social alla festa in villa la notte di Halloween a Gorgo al Monticano. Fabio aveva raccontato così quei momenti di violenza assurda. Ero in pista a ballo, ho preso 3 pugni fortissimi e mi sono quasi accasciato a terra dal dolore. Uno sconosciuto che poi è subito scappato. Non era successo niente prima? No, non è successo assolutamente niente. Una furia senza motivo che lo ha sconvolto. La prognosi di 30 giorni per la ferita al volto. La denuncia ai carabinieri. Ora le indagini dei militari dell'Arma proseguono per circoscrivere quanto è avvenuto con precisione quella notte alla festa. Restiamo nella Marca trevigiana, zona colpita, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, da un'ondata di furti come altre aree del Veneto, altre province della nostra regione. Oggi dovrebbe esserci la firma in prefettura di un protocollo con gli istituti di vigilanza privata per cercare di dare un deterrente almeno a questa situazione. Domani in prefettura firmeremo questo importante protocollo d'intesa territoriale e siamo contenti che ci sia anche l'allargamento alle guardie giurate, perché tutto ciò che possiamo mettere in campo per cercare di arginare le situazioni spiacevoli che si stanno verificando nelle nostre città deve essere messo in atto. In prefettura saranno presenti tutti i sindaci dei principali centri della Marca che con il progetto 1000 occhi sulla città intendono aumentare gli standard di sicurezza urbani. La novità preannunciata dallo stesso prefetto di Treviso ai nostri microfoni riguarda il coinvolgimento soprattutto in ottica preventiva degli istituti di vigilanza privata. Polizie locali, forze dell'ordine e vigilanza privata tramite questo protocollo si coordineranno e daranno una risposta migliore in termini di sicurezza, perché ci sarà uno scambio formalizzato di informazioni tra questi soggetti. Lavorare in rete anche in questo caso secondo noi pagherà. Sempre più importante su tutti i fronti creare una sinergia tra istituzioni, quindi siamo assolutamente d'accordo che deve esserci una costante collaborazione sia con la prefettura ma con gli istituti di vigilanza, cosa che già facciamo, ma anche per quanto riguarda con le forze dell'ordine quali ad esempio qui a Montebelluna i carabinieri. Per l'associazione Furti in Corso si tratta dell'uovo di Colombo. È da anni che il sodalizio guidato da Cristian Demma propone il coinvolgimento degli istituti di vigilanza ai comuni. Il problema dove sta? Sta che è 2 anni e mezzo, 3 che Furti in Corso va come un idiota ai comuni a spiegargli che questa cosa sarebbe da fare. Qualche comune ha preso in giro furti in corso, qualche comune ha negato l'esistenza dei furti dicendo che loro vivono in una nuvola felice dove i furti non ci sono e via dicendo. Quindi se lo dice qualcuno si può fare e si sta zitti, sì, bella idea. Se lo dice il pirla qualsiasi, brutta idea, non si può fare, è impossibile, sai, apprezziamo che ti stai dando da fare ma di fondo non è un'idea intelligente, addirittura qualcuno mi aveva detto così. Datelo adesso per cortesia a dire alla prefettura, che così o diciamo che facciamo i forti con i deboli e i deboli con i forti, giusto? Nel telegiornale di ieri vi avevamo mostrato delle immagini che ci arrivavano da Oderzo riguardanti una persona che si drogava davanti a decine di studenti in attesa dei mezzi pubblici. Siamo andati ad approfondire, abbiamo sentito i ragazzi, sentito cosa ci hanno detto. Ma bro, stanno chiamando la polizia. Ma almeno poteva andare in bagno a farlo. No, ma almeno farlo da qualche altra parte. Ma poi non davanti a tutti. Un
video diventato virale sui social, quello girato da alcuni studenti ieri alle 13 nei pressi della stazione delle Corriere di Oderzo. Le immagini parlano da sole. In 40 secondi si vede un ragazzo di spalle, cappuccio in testa, intento ad iniettarsi nel braccio una dose di droga. Tutto questo in pieno giorno davanti agli occhi increduli di decine di persone, soprattutto giovani, di rientro da scuola. Ma le sfighe, io non l'ho visto. No, non partire, per favore. Per i ragazzi che ogni giorno transitano all'autostazione si tratta di una vecchia conoscenza. Io stavo tornando da scuola e ho visto questo tossico, possiamo dire, e stava facendo un giretto qua in zona, poi l'abbiamo visto qua che aveva la siringa che stava inserendo il metadone dentro in vena e ha fatto un certo effetto, cioè mi sono proprio venuti i brividi quando ho visto e non mi è piaciuto. Una volta c'è stato anche un episodio quando stavamo venendo in treno verso scuola che era fattissimo praticamente. Ma sempre la stessa persona? La stessa persona che stava girando per il treno, stava vagando per il treno con una merendina in mano che la voleva offrire a tutti, però tutti la rifiutavano, e poi era lì seduto che si guardava dentro i genitali e tutto, che stava dando un fastidio assurdo a tutti i ragazzi. Non è la prima volta. Ieri si è inginocchiato davanti a me e mi ha chiesto se volevo sposarmelo. Abbiamo chiamato i carabinieri. Sul posto poco più tardi è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ma nel frattempo l'uomo si era allontanato. Questo caso è seguito dai nostri servizi sociali, dal SERT e dal Centro Salute Mentale, ma intervenire è difficilissimo, spiega il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Spero che il ragazzo si lasci aiutare perché senza la sua volontà non abbiamo strumenti per farlo. È indispensabile insistere con il lavoro di prevenzione anche nelle scuole, ma è una cosa che si fa da anni e purtroppo nessuno ha la bacchetta magica, conclude la prima cittadina. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo pronti per fare un collegamento qui all'interno della nostra informazione per andare ad Asiago, dove c'è la giornata conclusiva di un evento molto importante che ha riguardato l'altopiano colpito dalla tempesta Vaia nel 2018, ma colpito anche nel 1918, e questo si sa, negli anni precedenti, dalla Prima Guerra Mondiale. C'è stato un modo di avvicinare questi due eventi così devastanti per il territorio e metterli in rete quasi per trovare delle prospettive con cui guardare al futuro di un'area importantissima sotto tutti i profili, profilo ambientale, turistico. Quindi noi siamo andati sul posto oggi per capire di che cosa si parla. C'è per noi Sharon Di Carlo con Andrea Benetti, vediamo se riusciamo a dare la linea ai nostri colleghi. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui ad Asiago nel Palazzo del Turismo, Palazzo Mille Pini, perché siamo ospiti dell'evento conclusivo del programma Dalla Grande Guerra alla Tempesta Vaia. Come si evince dal titolo, due grandi eventi che hanno cambiato radicalmente il nostro territorio. Era infatti il centenario della fine della Grande Guerra quando nell'ottobre del 2018 la tempesta Vaia si è abbattuta nel nostro territorio. Raffiche di vento con la potenza di un uragano hanno distrutto decine di migliaia di alberi e hanno anche sfregiato tanti simboli della nostra memoria collettiva. E questo progetto, voluto dalla Regione Veneto e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vuole riportare in vita l'identità del territorio. Noi siamo qui in compagnia della dottoressa Bressani. Buongiorno dottoressa. Intanto le chiedo, lei si ricorda di quell'ottobre del 2018? Cosa ricorda? Certo, io ricordo quell'ottobre del 2018, io ero a Venezia, quindi non ero in uno dei territori più colpiti, diciamo, da questo evento, quindi ho un ricordo più mediato attraverso gli organi di informazione, ma una grandissima emozione. Cioè,
che è quella che poi ci ha portato a pensare a questo progetto, perché qualche giorno dopo poi noi avremo celebrato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, quindi eravamo già dentro un tema di per sé coinvolgente ed emozionante, quindi il aver assommato anche questa tragedia, insomma questa devastazione, è stato un momento significativo, insomma, proprio dal punto di vista emotivo. Di cosa racconta? Qual è lo scopo di questo progetto, di questi 21 progetti? Lo scopo di questo progetto è uno scopo anche abbastanza ambizioso, quello di mettere in connessione proprio questi due eventi, gli eventi della Prima Guerra Mondiale e quindi con la coincidenza della fine della Prima Guerra Mondiale e 100 anni dopo la tempesta Vaia, quindi ragionare anche su, come diceva lei giustamente prima, sugli effetti che dei grandi eventi comportano sul territorio, no? Sugli impatti che questi grandi eventi hanno sui territori, e abbiamo voluto coinvolgere un po' tutte le forze culturali della regione, quindi in questo progetto sono stati coinvolti tantissimi professionisti, storici, antropologi, sociologi, artisti che hanno dipinto, che hanno fatto serigrafie, che hanno lavorato il legno, performer, attori, autori, cioè è stato veramente un momento quasi corale, insomma, di produzione culturale, con l'obiettivo di ragionare su questi temi, perché solo ragionando sui temi, conoscendoli, dopo io penso si riesce a governarli, insomma questa è la funzione della cultura. Quindi la cultura possiamo dire che ha donato un nuovo volto, una nuova identità a questo territorio? Sicuramente ha donato dei momenti di riflessione, ha donato anche delle realizzazioni permanenti, perché ad esempio di questo progetto fanno parte anche degli allestimenti di sentieri, la definizione e la comunicazione posta su sentieri che si possono percorrere e che nel periodo del progetto sono stati percorsi da giovani, da turisti, che venivano accompagnati dai personaggi più vari, compresi gli artisti che interpretavano, no? Il territorio, i segni sul territorio. Ad esempio ci sono state 2 esperienze teatrali itineranti che hanno accompagnato la gente con la formula silent, no? Quindi si attraversa un territorio ascoltando un artista che te lo racconta, e anche attraverso un silent fly, cioè anche in volo, cioè ci sono state delle rappresentazioni teatrali itineranti anche in volo. Quindi diciamo che si è mosso il meglio della nostra cultura. È particolare pensare come i ragazzi giovani vedranno solo questa nuova faccia del nostro territorio. Beh certo, ragazzi giovani vedranno un territorio purtroppo provato dalla devastazione ambientale, però sono stati e verranno accompagnati a ragionare su queste cose, sui cambiamenti climatici, sulla gestione dell'ambiente, sui comportamenti individuali, e quindi è stato molto importante coinvolgere le fasce giovani. Grazie dottoressa. Ferdinando, se tu non hai altre domande ti restituisco la linea. Sharon, allora aspettiamo poi il telegiornale di questa sera per vedere tutti gli approfondimenti di questo importante evento conclusivo. Chiedo a te però, se hai il tempo di rispondermi, una tua opinione. Sei stata in altopiano questa mattina, hai attraversato l'altopiano per raggiungere Asiago, se si vedono ancora le ferite lasciate da Vaia, e come secondo te può proseguire questa stagione turistica nell'altopiano?
Ferdinando, guarda, parlavo prima con l'ingegnere, siamo al 70% della realizzazione dei lavori, quindi sì, vai ancora ben presente qua sull'altopiano, però come parlavamo, come dicevamo, è anche un territorio che sta cambiando volto, quindi niente, sarà un nuovo territorio con una nuova identità. E per quanto riguarda invece l'altopiano, secondo me, come sempre sarà una stagione turistica positiva, perché sono tante le iniziative e soprattutto è sempre tanta la voglia di venire qui in montagna. Sharon, ti ringraziamo anche il tuo ospite per questo collegamento. Se ci sono novità dall'altopiano non esitate a contattarci, tu e Andrea Benetti le daremo in diretta come sempre nel nostro telegiornale. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo in studio, ma giusto in tempo per lanciare un altro break pubblicitario. State con noi perché ci sono ancora tante notizie di cronaca. Saremo in collegamento anche con Padova, poi andremo in collegamento con Palazzo Balbi per questo importante protocollo di natura paesaggistica che verrà firmato fra pochi minuti. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Scendiamo dall'altopiano dei 7 comuni dove abbiamo seguito poco fa l'evento conclusivo di un programma di interventi e iniziative che mettono in rete, in pratica, la devastazione della Grande Guerra 15-18 e l'evento Vaia per ripartire, per vedere l'altopiano sotto un nuovo profilo, per capire anche come sarà l'altopiano di domani. Scendiamo, dicevamo, in pianura, torniamo allo IOV a Padova, dove ieri vi abbiamo dato la notizia praticamente in diretta qui nel Focus TG. Un medico è stato accoltellato da un paziente, sono emerse altre notizie, sono emersi altri dettagli. Vediamo il servizio. Si è difesa a mani nude, parando i colpi che potevano arrivare anche più in profondità ed essere letali. Ora è ancora ricoverato in ospedale, ma sta bene, non è in pericolo di vita, la dottoressa dello IOV, che ieri è stata accoltellata da un paziente che aveva appena visitato negli ambulatori dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Il direttore generale della struttura ha parlato di episodio inspiegabile. Un episodio che sinceramente non ci aspettavamo, molto grave, sicuramente molto grave, che per fortuna però sul medico interessato da questo episodio di violenza, di aggressione, speriamo non lasci nessun tipo di reliquato, se non l'aver vissuto un episodio di questo tipo e sicuramente delle ferite che in questo momento sono in trattamento in azienda ospedaliera. È nato all'improvviso da un paziente che era conosciuto, seguito, che aveva anche un rapporto tranquillo, sereno, proprio col medico che lo stava seguendo, è oggetto alcuni giorni fa di un dono, quindi nulla faceva presagire una violenza di questo tipo. L'aggressore è un uomo di 85 anni, curato per una neoplasia e ora in fase di follow-up. Con la dottoressa stava portando avanti una terapia antalgica. All'improvviso è estratto un coltello che forse si era portato da casa e l'ha aggredita. Il medico è stato soccorso da infermieri e colleghi che hanno sentito le sue urla. È giusto domandarsi se c'erano dei campanelli d'allarme, se potevamo fare qualcosa di diverso. È intervenuto subito il servizio di psicologia clinica, sia per i dipendenti che sono intervenuti, sia per i pazienti che erano nell'ambulatorio dove il medico stava visitando quando è stato aggredito, sia i pazienti che erano nelle sale d'attesa, e proseguiremo nei prossimi giorni. L'anziano paziente è stato bloccato dalla polizia e arrestato. Ora si trova ai domiciliari e al momento non ha spiegato il perché del suo gesto. Negli ultimi mesi le aggressioni ai sanitari sono aumentate nelle strutture pubbliche. Lo denunciano i sindacati, che tornano a chiedere presidi di polizia negli ospedali. Bisogna mettere dei presidi delle forze dell'ordine stabili all'interno dei presidi ospedalieri e agire sulla videosorveglianza. Ecco, da questo punto di vista è necessario incrementarla e appunto poi creare anche quelle condizioni di accesso alle strutture, perché i cittadini quando accedono devono essere consapevoli che da noi viene garantita la salute. Restiamo a Padova, dove c'è parecchia confusione, parecchio subbuglio anche per il sequestro del cantiere dello stadio Euganeo. Abbiamo visto tutto quello che è successo nei giorni scorsi, ovviamente ha avuto delle ricadute anche di natura politica. Il sindaco Giordani chiede un consiglio comunale per fare il punto della situazione.
Un consiglio comunale al più presto per comunicare e chiarire al parlamentino di Palazzo Moroni le sue posizioni in merito all'inchiesta sulla realizzazione della curva sud dello stadio Euganeo, che lo vede indagato insieme all'assessore allo sport Diego Bonavina. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha inviato una nota urgente al presidente del consiglio comunale, Antonio Foresta, chiedendo di convocare l'assemblea per fare le sue comunicazioni, ma anche per sentire il pensiero di tutti i consiglieri e le consigliere. È giusto e doveroso che io parli al Consiglio, lo farò nella massima serenità e con la convinzione di aver operato nell'interesse pubblico e nel rispetto delle norme, ha detto il primo cittadino. Intanto emergono nuovi dettagli sull'inchiesta. Giordani e Bonavina sarebbero stati intercettati dagli uomini della Guardia di Finanza già dallo scorso marzo e proprio a quel periodo fanno riferimento le frasi che hanno fatto scattare l'accusa nei loro confronti. Il sindaco, molto arrabbiato al telefono perché i tempi di realizzazione della curva sud si stavano allungando, sollecita in modo forte i funzionari dicendo: fate in modo che io veda la gente là. Le elezioni amministrative in quel periodo infatti sono alle porte, si vota a giugno e il primo cittadino teme di disattendere le promesse fatte alla città e soprattutto ai tifosi di veder completato la nuova parte dello stadio e quindi di non venire riconfermato. Giordani però vince a mani basse con il 58% dei consensi. Al sindaco di Padova intanto in queste ore arriva anche il sostegno di alcuni primi cittadini che come lui hanno a che fare con appalti e opere pubbliche. Su tutti spicca il commento di Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana. Io faccio sindaco e tutte le mattine ho il dovere di andare a vedere i cantieri e voglio vedere lo stato di avanzamento lavori e faccio pressioni sulle ditte. Se questo è il motivo di essere indagato, come è successo per la vicenda della curva del Padova, ragazzi, ma a questo punto mi autodenuncio perché io devo finire i lavori, è quello che vuole la gente e devo seguire le imprese, cioè non posso continuare, non possiamo stare in ufficio. Su questa vicenda c'è anche la parola dei tifosi che aspettavano la conclusione dei lavori. Sentiamo. Tutta questa opera rischia di diventare un'altra eterna incompiuta e questo è il nostro problema e la nostra preoccupazione. Abbiamo adesso parlato in questi giorni, ci siamo in modo serrato sentiti, confrontati, vogliamo capire un attimino che ne sarà del futuro perché sappiamo che purtroppo i tempi si allungheranno molto. Preoccupati per questo stop con i tempi che si allungano e una fine lavori che al momento non si vede all'orizzonte, i tifosi di appartenenza biancoscudata intervengono sull'inchiesta che ha travolto la curva sud dello stadio Euganeo. Da anni si stanno confrontando con l'assessore Bonavina sull'opera e quindi non esprimono un giudizio sul suo operato o su quello del sindaco Giordani, ma sperano che la curva possa essere conclusa. Non accuso nessuno, credo che costituisca la normalità. Lasciamo stare le elezioni e argomenti legati alla campagna elettorale dell'attuale allora candidato sindaco Giordani. È normale che lui e il suo assessore premessero, come lo facevamo anche noi, perché la realizzazione e i tempi si accorciassero, che dopo fosse concomitante con le partite dei playoff o con le finali. Diciamo che a noi proprio non interessa. I tifosi chiedono per questo un incontro pubblico con Giordani e Bonavina. Noi vogliamo assolutamente non scendere in piazza e fare manifestazioni eclatanti, non hanno senso. Cioè, abbiamo razionalmente condiviso un pensiero che è quello di avere un incontro. Gli esponenti delle varie anime del tifo, quindi Tribuna Fattori, Associazione del Club Mario Merighi, Appartenenza Biancoscudata, e che si unisse a noi, ben venga, perché in questo confronto venga spiegato il percorso di questi 2 o 3 anni comunque condiviso e loro ci mettono la faccia, dovranno chiarire davanti a noi tifosi un attimino la situazione, quello che sarà il futuro, le tempistiche e le modalità. Nel capoluogo padovano tiene banco da giorni, oltre a questa notizia riguardante le indagini sul cantiere dello stadio Euganeo, anche il tema degli sgomberi delle case, degli alloggi ATER occupati abusivamente. Ci sono novità anche in questo caso?
Sarebbero 11 gli indagati per l'occupazione abusiva degli alloggi Ater di Via delle Melette a Padova, sgomberati mercoledì mattina dalla polizia, che ha effettuato il sequestro preventivo degli immobili su ordine della procura. Inizialmente gli indagati erano 8, ma dai riscontri è emerso che altre 3 persone alloggiavano abitualmente nei 4 appartamenti. Sono tutti giovani appartenenti all'area antagonista della sinistra padovana, vicini al centro sociale Pedro, e sarebbero accusati a vario titolo di occupazione abusiva e danneggiamento. La questura di Padova però sta indagando anche per risalire al gruppo più violento di manifestanti che ha preso parte agli scontri che ci sono stati prima in Via delle Melette nelle fasi più concitate dello sgombero e poi sotto la sede dell'Ater, dove sono stati feriti 4 appartenenti alle forze dell'ordine e una decina di ragazzi contusi. La Digos in queste ore sta analizzando tutti i filmati registrati dalla polizia scientifica durante gli scontri. Da chiarire poi l'appartenenza di alcuni razzi bengala, tirapugni e mazze ritrovati in una stanza di uno degli appartamenti sgomberati. Sentiamo ora le reazioni a quanto è accaduto a Padova. Stiamo dalla parte della legalità e quindi quello che è stato fatto era un atto dovuto, e dopo anni che c'erano queste persone che occupavano questi alloggi e non si poteva fare altro che arrivare a questo rapito. Il presidente di Ater Padova, Tiberio Businaro, parla all'indomani degli scontri seguiti allo sgombero dei 4 alloggi occupati in Via delle Melette e difende la posizione dell'ente che da tempo, dice, cercava di ritornare in possesso di quegli appartamenti. Sotto la sede Ater questa mattina ci sono ancora le camionette della polizia per vigilare lo stabile. Businaro non nega che a Padova non ci sia un'emergenza abitativa. Ater ha assegnato 280 alloggi da inizio anno e sta per recuperarne altri 450, ma non basta. E le richieste sono molte, solo nel comune di Padova sono 1500, però non mi sembra che sia questo il modo di affrontare l'emergenza abitativa. Cioè queste occupazioni abusive vanno ovviamente combattute. Mi sembra che abbiano trovato anche delle armi, non so cosa servissero, e mi sembra poi che l'atteggiamento che c'è stato sia stato più vicino a un'organizzazione criminosa. Dalla parte dei giovani che sono stati sgomberati ieri mattina invece c'è il gruppo di Coalizione Civica Padova che attacca le politiche abitative condotte dall'Ater e dalla Regione, a loro dire sempre più speculative, e soprattutto le modalità in cui i giovani sono stati cacciati dagli alloggi. Uno sgombero violento con un uso della forza a nostro parere non motivato in quella maniera per sgomberare 4 appartamenti. Riteniamo che questo sia quasi una comunicazione schizofrenica in una città che allo stesso tempo ormai quotidianamente da mesi e forse anche più di mesi, perché la cosa sta andando avanti da molto, ha continuamente notizia di impossibilità di trovare casa per categorie sempre più ampie di persone. Continuiamo a parlare di legalità, ordine pubblico, ma ci spostiamo a Belluno, dove un reparto della Celere di Padova, gli uomini della polizia locale, hanno effettuato un blitz per dare un giro di vite contro le bande di ragazzini che imperversano in un parco. Siamo intervenuti con la polizia locale d'intesa con le altre forze dell'ordine al Parco Città di Bologna, dove ci avevano manifestato una serie di atti incivili e maleducati, forse a volte anche criminali. Segnalazioni verbali e messaggi inoltrati via social. I cittadini non ne possono più di essere ostaggio delle bande di ragazzini, per lo più minorenni, protagonisti di atti di vandalismo e di comportamenti maleducati e irrispettosi non solo verso il prossimo ma anche verso la cosa pubblica. Ieri al Parco Città di Bologna la presenza di poliziotti del reparto Celere di Padova e degli agenti della polizia locale cittadina ha provocato il fuggi-fuggi. Abbiamo trovato una situazione di degrado, e questo dalla misura dell'inciviltà di questi personaggi. Sono tendenzialmente quasi tutti minorenni e quindi come tali non imputabili pienamente. Ad ogni buon conto non bisogna abbassare la guardia ed essere molto fermi. Un'iniziativa per rimarcare alle bande di facinorosi e ai cittadini in generale che le istituzioni ci sono. Prevenzione quando è necessario e repressione quando è indispensabile, spiega l'assessore Damiano, che ieri ha relazionato al prefetto, ha incontrato il questore di Belluno e alcuni commercianti del centro che sovente patiscono per le azioni sconsiderate di pochi. Per cercare di migliorare ancora di più, se possibile, il nostro intervento in tema di sicurezza, che secondo me fa rima con libertà. Io in sostanza devo essere libero di girare per la mia città in totale sicurezza senza che qualcuno
mi importuni, mi molesti e mi manchi di rispetto o compia gesti che sono assolutamente esecrabili e a volte anche criminali. I controlli saranno reiterati, mentre parallelamente sono in programma una serie di iniziative rivolte alle scuole dall'ultimo anno delle medie alle superiori per poter affrontare in maniera proficua con gli studenti le tematiche legate alla legalità, al civismo e al rispetto altrui. Ora facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra poco, andiamo in collegamento poi prima con Padova e con Palazzo Balbi per capire la firma di questo protocollo di cui vi abbiamo parlato da parte della Regione con il Ministero. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Adesso, fra pochissimo andremo a Venezia per capire i contorni di questa firma, di questo protocollo di natura paesaggistica firmato questa mattina a Palazzo Balbi fra la Regione, Luca Zaia e il Ministero, c'è anche il Ministro San Giuliano, ma questo lo vediamo fra poco. Torniamo a Padova perché dopo gli aggiornamenti che abbiamo avuto nel servizio preparato questa mattina dalla nostra redazione sull'accoltellamento del medico allo IOV, Valentina Visentin ha raccolto altre informazioni di cui ci parla adesso. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, eccoci qua, abbiamo appena intervistato anche il presidente dell'Ordine dei Medici Domenico Crisarà che è tornato su questo argomento che ieri veramente ha creato non poco shock in città. Il presidente dell'Ordine dei Medici torna a puntare il dito su quello che è il mancato rispetto verso la categoria dei medici che, come abbiamo imparato durante la pandemia, prima erano stati considerati eroi e poi soprattutto nella fase del periodo dei vaccini erano stati presi di mira e già comunque questo fenomeno di mancanza di rispetto dei medici è un fenomeno che sta durando da qualche anno. Serve una rieducazione, ha detto il presidente dell'Ordine dei Medici, di nuovo ricostruire un rapporto di fiducia tra medico e paziente, perché sempre di più il medico viene preso di mira come capro espiatorio dai pazienti, e quanto accaduto allo IOV ieri è solo la punta dell'iceberg e ovviamente il presidente dei medici ha ricordato episodi di qualche anno fa quando non in questa regione ma in altre regioni d'Italia addirittura 2 dottoresse della Guardia Medica sono state uccise. Per quanto riguarda invece la dottoressa ferita ieri allo IOV abbiamo qualche aggiornamento sulle sue condizioni di salute, è ricoverata in ospedale a Padova, è stata sottoposta anche a un intervento per ricucire le ferite alla mano importanti, perché ha usato la mano per proteggersi da una ferita che stava al collo perché un fendente è arrivato molto vicino alla giugulare, quindi la dottoressa ha cercato in tutti i modi di salvarsi ed evitare il peggio. Ovviamente ulteriori dettagli nelle nostre edizioni dei serali dei telegiornali. Valentina, intanto grazie per queste informazioni. Approfitto per chiederti un'informazione al volo, non sappiamo se ci siano novità, ma visto che abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali nelle scorse ore della questione migranti, in questo momento ci sono novità o siamo fermi alle ultime notizie di ieri? Allora, per quanto riguarda Padova, noi abbiamo i numeri padovani perché sappiamo che in Veneto sono arrivati ieri 50 migranti, sono stati distribuiti nelle varie province. Padova è tra le più grandi, quindi ne sono state destinate 10 migranti che sono arrivati qui nella nostra città ieri e sono già stati distribuiti in 3 strutture messe a disposizione dalla prefettura, con la quale appunto la prefettura collabora proprio per l'accoglienza dei migranti. Ci arriva notizia che altri 4 dovrebbero arrivare nelle prossime ore perché fanno parte del gruppo di 20 che è atteso in Veneto proprio in queste ore. Questa è la situazione per quanto riguarda la provincia padovana, perché insomma noi abbiamo la contezza dei numeri che riguardano la nostra provincia. Assolutamente, grazie Valentina, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio. Allora, visto che abbiamo parlato dell'arrivo dei migranti nel Padovano con Valentina Visentin, andiamo a vedere il servizio preparato dalla nostra redazione su questo argomento.
Sono 10 migranti arrivati in queste ore a Padova. Si tratta di uomini sbarcati in Sicilia dalle navi Geo Barents e Humanity One, partiti in pullman mercoledì notte da Catania e arrivati in Veneto ieri. In totale nella nostra regione sono arrivati una cinquantina di migranti, sono stati suddivisi e distribuiti in tutte e 7 le province a gruppi di circa una decina, suddivisi fra Treviso, Venezia, Padova, Verona e Vicenza. Un numero minore invece è stato destinato a Belluno e Rovigo. Tra di loro non vi sono minori o donne, ma solo uomini adulti. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha confermato che gli altri contingenti dalla Sicilia arriveranno nei prossimi giorni in Veneto. Già per oggi ne sono attesi una ventina e di questi 4 sono già stati destinati a Padova. La prefettura padovana ha già trovato sistemazione per i migranti in 3 strutture convenzionate gestite da cooperative che si occupano di accoglienza e che si trovano in alcuni comuni della provincia. Questo per quanto riguarda Padova e provincia. Vediamo l'arrivo dei migranti alla caserma Serena nel Trevigiano. Sono arrivati poco dopo mezzogiorno all'ex caserma Serena di Caser 9 dei 50 migranti giunti all'alba al centro di smistamento di Marghera. Gli altri 41 sono stati dislocati in strutture nel resto della regione con un modello di accoglienza diffusa. I 50 migranti si trovano in Veneto come conseguenza della pressione esercitata sugli hotspot dopo gli sbarchi in particolare di Humanity One e Geo Barents a Catania, ma a preoccupare non sono tanto i numeri attuali quanto quelli che si rincorrono nei corridoi dei palazzi del governo. 5.000 persone da ricollocare a livello nazionale da qui alle prossime settimane, 380 per il Veneto. Una redistribuzione nazionale dei flussi quindi che vede le prefetture venete trattare la questione con la massima cautela, visto anche il clamore di questi giorni e nelle ore in cui tra Parigi e Roma si consuma uno strappo senza precedenti con i francesi che hanno annunciato la sospensione del meccanismo di accoglienza europea per 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Sullo sfondo c'è l'approdo della Ocean Viking a Marsiglia. Tornando a Caser, dove in passato non sono mancati episodi di tensione, i 9 migranti sono tutti uomini dal Pakistan, un numero gestibile, dicono dalla struttura, dove sono già ospitate 300 persone. Parliamo di numeri assolutamente contenuti in questo momento. Rispetto ai numeri impressionanti che abbiamo avuto nel 2016, ricordo che siamo arrivati a oltre 750 ospiti nel 2016, in questo momento insomma riusciamo a fare tutte le attività che sono previste e dare ai ragazzi una tranquillità abitativa. Per loro inizieranno percorsi di integrazione e collocamento, come avviene da quasi 7 anni a questa parte. La struttura è stata aperta nel 2015, a luglio 2015, per fronteggiare una prima emergenza, ha accolto migliaia di persone in questi anni, la gran parte, la stragrande maggioranza di questi si sono integrati nel nostro territorio e hanno ottenuto una prospettiva. Noi abbiamo la fortuna di avere un tessuto imprenditoriale e un tessuto lavorativo molto forte all'interno della nostra provincia che ha assorbito in maniera molto veloce la gran parte dei ragazzi accolti. Quanto alle prospettive per le prossime settimane, Marinese fa appello alla sua esperienza umana e professionale. Io in realtà, avendo gestito Lampedusa per molti anni, le parlo di una fine della stagione. In questo momento il mare, l'inverno è arrivato, il mare quindi si ingrosserà e le partenze si bloccheranno, poi sarà gestita il fenomeno insomma in altre sedi che sicuramente normalizzeranno la situazione. Sentiamo le reazioni politiche alla situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore. Faccio davvero fatica a capire questo arrivo di questi 40 immigrati, no, perché voglio dire, se questo è il governo di centrodestra, la vedo un po' dura. Mi sembra di essere tornato indietro di anni. Dopodiché voglio essere molto chiaro: se qualcuno immagina di riaprire Cona e Bagnoli, ecco, se ne faccia una ragione, non si riaprono quei due siti. È del tutto evidente che ancora una volta siamo di fronte a una gestione assolutamente inaccettabile dell'immigrazione, perché di fatto vengono scaricate sui territori e questo non è accettabile. Cioè, non ci danno l'autonomia, ma i migranti sì. Adesso, per carità, va tutto bene, ma non è che il Veneto è qua per accogliere tutto e tutti e chiunque. È evidente che quello è un fenomeno che è stato agevolato in passato e che quindi l'idea che si possa partire dalla Libia
sfruttati dagli scafisti, dai delinquenti che su queste persone speculano, non si possa fermare in un minuto. Mi pare una cosa talmente palese che non è che noi oggi abbiamo professato, certo che abbiamo dei progetti in testa, ma non è che da oggi a domani possiamo bloccare le navi in Libia senza aver fatto degli accordi. Se le navi partono e arrivano in Italia è evidente che poi la redistribuzione non avverrà mai, perché nessuno poi è disposto ad accoglierli. Le navi che battono altre bandiere, che sono quella norvegese e quella tedesca, sarebbe bene reindirizzarle direttamente verso i loro paesi d'origine. Al di là del fatto che poi parliamo di vite umane sulle quali nessuno mette in discussione il fatto che debbano essere salvate, l'obiettivo è evitare che queste persone partano e poi vengano sfruttate in tutta la tratta. La vicenda di oggi dimostra che chi in campagna elettorale prometteva cose mirabolanti in realtà già oggi dimostra di non essere in grado di mantenerle. L'immigrazione è un fenomeno complicato e ancora una volta lo Stato, come è capitato con i governi del passato, lo scarica sui territori, sui comuni, e invece servono regole chiare, precise. Chi ha diritto di restare in Italia deve essere formato e avviato al lavoro, visto che tantissime aziende nel nostro territorio non trovano personale. Chi chiaramente non ha invece diritto di star qui va riaccompagnato tramite accordi internazionali nel paese d'origine. Servono regole chiare e non serve la gestione caotica che già oggi si profila. Questa è la voce della politica, dei politici, degli amministratori a livello regionale. Adesso scendiamo nel dettaglio, vediamo come evolve la situazione in provincia di Vicenza. 70 migranti sono attesi in queste ore nel Vicentino, fuoriescono dagli hotspot del sud Italia per far spazio ai richiedenti asilo sbarcati a Catania martedì scorso. I 70 profughi verranno distribuiti nelle abitazioni a disposizione della prefettura di Vicenza. Solo quando gli verrà riconosciuto lo status di rifugiati verranno presi in carico dai comuni del Vicentino, e questo può diventare un problema di spazi. È un grossissimo problema per le amministrazioni comunali, perché l'arrivo di questi migranti va a sommarsi correttamente con quello che è il problema degli sfratti. Quindi tantissime famiglie in difficoltà dopo Covid e la crisi economica attuale si trovano in strada senza un'abitazione, e molto spesso le amministrazioni comunali non hanno spazi per poter soddisfare tutte le richieste. Già ci sono quelle dei cittadini, se più si aggiungono quelle delle prefetture con i migranti diventa un grossissimo problema da affrontare. Nell'ultima settimana i migranti assegnati al Vicentino sono stati 44, nell'ultimo mese 132. Di questi 24 sono stati accolti nell'area di Bassano e dell'Altopiano. Aiutare sì queste persone, ma chi ne ha veramente diritto, chi arriva perché scappa da una guerra e che ne ha bisogno, ma con una redistribuzione concreta in tutta Europa, non abbandonando l'Italia come porto di approdo per poi dire tanto poi vogliono andare negli altri paesi d'Europa. Sì, ma spesso e volentieri, e ce lo ricordiamo le scene, arrivati al confine con la Francia o con altri stati vengono rimbalzati e lasciati in Italia. Mettiamo da parte per un attimo il tema migranti, andiamo a Venezia a sentire la conferenza stampa in diretta del governatore Luca Zaia con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Sentiamo qual è il tema di giornata. Di cui, come si direbbe, considerate che c'è un dato che dà una dimensione di cosa significhi vincolo in Regione Veneto. Noi siamo la regione che ha più alto numero di vincoli, l'ex articolo 36. 136, ho detto bene, ex articolo 136, 1148. Voi dite, vabbè, Zaia cita il massimo numero di vincoli, magari il secondo ne ha 1140, no, il secondo ne ha forse 400 di vincoli. Il che vuol dire che abbiamo anche sostanza importante dal punto di vista culturale, cioè non è che i vincoli nascono dal nulla, però è pur vero che a un certo punto si rischia che questa azione entropica, no, abbia bisogno di un po' di ordine, e l'ordine ovviamente lo si fa con un approccio accademico, professionale, quindi ringrazio le sovrintendenze, ringrazio tutti quelli che stanno lavorando, cercando di mettere nelle condizioni, lo diciamo alla signora Maria se dovessimo spiegare cosa significa. Significa che diciamo alla signora Maria che finito tutto questo lavoro che sarà poderoso, che è programmato in 2 fasi, alla fine metteremo nelle condizioni, ad esempio, i nostri tecnici, per fare un esempio, comunali, di avere un approccio rispetto alle progettualità che potrà avere già subito una ricaduta senza avere il grande punto di domanda di capire ma cosa accadrà dopo rispetto a questa progettualità che porteremo avanti. Direi che siamo partiti col piede giusto, quindi grazie ancora e passo la parola veramente volentieri al Ministro Sangiuliano. Prego.
Allora, buongiorno a tutti e ringrazio il Presidente Luca Zaia, al quale mi lega un'amicizia pregressa negli anni. L'avevo seguito da cronista quando ha fatto il Ministro e poi pian piano si è sviluppata un'amicizia che ci ha consentito di portare avanti delle forme di collaborazione molto importanti e quindi già appoggiare una base di collaborazione su un'amicizia personale penso che sia un tratto importante per poi proseguire un percorso e un cammino. Pensate che il weekend che precedeva la mia nomina a Ministro, in cui non sapevo ancora come si sarebbe sviluppata questa cosa, io ero qui a Venezia. Ero venuto a fare un weekend con mia moglie perché dopo, quest'estate non ho fatto vacanze perché c'era la campagna elettorale e quindi era bene essere presenti in redazione. Mi sono concesso un weekend e sono andato alla Fondazione Cini, che io già avevo conosciuto, anzi chi va a scavare negli archivi delle Teche Rai può trovare un mio speciale sulla Fondazione Cini fatto circa, credo, una quindicina di anni fa, e poi dopo sono stato all'Isola degli Armeni, che non avevo mai visitato, perché ho sempre avuto un'attenzione particolare per il Veneto. Ecco, diciamo che la mia passione per la storia mi ha portato spesso a incrociare questa regione, che io ritengo una regione strategica nel sistema culturale del Paese, per la sua storia, quella della Repubblica Veneta, ma per tutto il contributo che ha dato, direi un contributo che ha dato all'umanità. Pochi sanno, io lo scoprì anni fa leggendo una biografia, che Benjamin Disraeli, il grande primo ministro britannico, quello che fece l'impero britannico con la regina Vittoria, era originario di Venezia, era un ebreo di Venezia, poi la sua famiglia si era trasferita in Gran Bretagna e quindi questa storia mi colpì particolarmente. Quindi non sto qui a rimangare, però io sono convintissimo appunto della centralità di questa regione per il sistema Paese, non solo per tutto quello che ha dato e ha rappresentato in termini di PIL e in termini di apporto industriale al nostro Paese, ma anche tutto quello che rappresenta da un punto di vista culturale e può rappresentare ancora di più da un punto di vista culturale. Noi abbiamo un primo dovere. Giorni fa io ho partecipato, c'era anche il Presidente della Repubblica Mattarella, c'era il Presidente del Senato La Russa, ho partecipato in Senato alla rievocazione della prima legge sul paesaggio, che fu quella voluta da Benedetto Croce, autore che conosco tantissimo, tant'è vero che uno dei miei primi atti è stato quello di recarmi nel centro storico di Napoli, in quella che fu la casa di Benedetto Croce. E quindi noi abbiamo un dovere fondamentale, che è quello di tutelare il paesaggio e di tutelare i nostri beni. Questo deve essere al vertice dei nostri pensieri, del resto è qualcosa di coerente con il nostro dettato costituzionale. Però abbiamo anche il dovere di agire, di modernizzare un tessuto. Dice Prezzolini che il progressista è la persona del domani, ma il conservatore è la persona del dopodomani, perché il conservatore è colui il quale è chiamato a modernizzare le strutture di una società, salvaguardando però che cosa? Il nocciolo costitutivo di questa società, quello che Giambattista Vico definisce l'idem sentire comune e che è la base di una nostra comunità. Quindi noi dobbiamo tutelare il paesaggio e con questo strumento d'uso, come lo hanno definito i tecnici, qui c'è il direttore del Ministero che ringrazio, il dottor La Rocca, con questo strumento d'uso noi tuteleremo sempre meglio, di più, il paesaggio. Però abbiamo anche il dovere di garantire la modernizzazione del Paese, cioè di garantire il progresso del Paese. Allora noi dobbiamo dare ai cittadini delle certezze, cioè i cittadini, gli operatori economici, gli amministratori, i sindaci devono sapere quello che possono fare e quello che non possono fare. E soprattutto, come si dice in diritto, io ho fatto studi giuridici, noi dobbiamo dare una uniformità comportamentale a tutto il Paese. Cioè non può avvenire che una cosa è consentita in Sicilia e non è consentita in Veneto, o viceversa è consentita in Veneto e non è consentita in Sicilia. Cioè le regole devono tenere presente ovviamente le peculiarità storiche di ogni ambiente, ci mancherebbe altro, ma devono anche essere uniformi in tutto il Paese. Questo poi tutto in una convinzione fondamentale, l'ho detto più volte: la cultura può aggiungere PIL alla nostra economia. Sbaglia chi dice che con la cultura non si mangia. Con la cultura si mangia perché la cultura innanzitutto è un alimento dello spirito. Noi non saremo mai quello che siamo come individui, come persone, se non potessimo arricchire quotidianamente noi stessi attraverso la cultura, cioè attraverso la lettura, attraverso la contemplazione delle arti visive, attraverso l'ammirazione anche del paesaggio, che è parte integrante
di una dimensione culturale. Però la cultura per un paese come l'Italia, dico una cosa scontata, anche un po' banale, che siamo la prima superpotenza culturale del pianeta, la cultura può essere un fattore aggiuntivo del nostro PIL, perché in una società globalizzata in cui sempre più milioni di persone si spostano a tante latitudini, cosa che non avveniva 40-50 anni fa, quando io ero ragazzo, essere andato una volta a Parigi o essere andato una volta a Londra già costituiva un tratto molto distintivo. Invece i giovani di oggi, per fortuna, viaggiano molto di più, tantissimo, e hanno voglia di conoscere, hanno fame di conoscenza, e con la cultura può diventare un grande volano economico. Mi pare che il Veneto già sia posizionato al vertice, adesso non ricordo le graduatorie di diciamo, dell'attrattività turistica del nostro paese. Quindi noi dobbiamo, come dire, armonizzare tutto ciò in un contesto normativo che dia certezza, e oggi iniziamo un percorso. Cominciamo insieme un percorso che passerà anche attraverso una collaborazione diretta. Noi prima abbiamo fatto un po' tardi, perché non ve lo dico perché le cose prima si fanno e poi si rivelano, ma noi abbiamo insieme al Presidente abbiamo già progettato mostre, interventi museali, il rafforzamento del sistema museale del Veneto. Abbiamo già buttato giù 10 idee attorno alle quali lavorare, che non vi dico assolutamente, neanche sotto tortura. Le abbiamo buttate giù queste idee con grande passione, con una grande passione, lui è anche un conoscitore d'arte, con una grande passione interiore che muove ciascuno di noi, perché sennò non starei qui a fare il Ministro della Cultura se non ne fossi convinto e se non avessi proprio, come dire, una mia religiosità rispetto al valore della cultura. Quindi oggi cominciamo questo percorso, io tornerò altre volte qui. Andremo in giro a vedere musei, andremo in giro per gli scavi, abbiamo tante idee e faremo belle cose. Grazie dell'attenzione. Io adesso proporrei di fare la firma e poi le domande da parte dei giornalisti. Prego. Visto che siete qui fermi, un attimo, state fermi. Ho un paio di omaggi per il Ministro, prego. Allora, la fase dei convenevoli, degli scambi di omaggi la saltiamo, andiamo in pubblicità, facciamo un breve break e poi torniamo a vedere la situazione da Venezia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Mettiamo da parte per un attimo la conferenza stampa di presentazione di questo protocollo sottoscritto dalla Regione, Luca Zaia col Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. Vedremo poi gli esiti dopo averne sentito appunto i contorni nel corso della diretta. Torniamo sulla questione migranti, torniamo a Vicenza a sentire che cosa ne pensano le persone. Sì, certo, dare la priorità all'accoglienza, però a un certo punto l'accoglienza deve essere anche assistita, cioè devono essere più tutelati, hanno bisogno degli loro enti, del lavoro, della casa, e qui insomma sono discorsi molto, molto da approfondire. Qui non stiamo parlando di accoglienza, qui stiamo parlando di schiavitù 3.0. Nel 600-700 si andava a prenderli a casa loro e si portava in altri paesi. Nell'800-900 siamo andati a casa loro a colonizzarli e adesso siamo arrivati al meraviglioso mondo li facciamo venire qui a loro spese. Sì, essere accolti ma anche distribuiti fra i vari stati europei. Qual è la priorità? Le bollette, il sopravvivere. E i migranti? I migranti, voglio dire, se non
Per me, io accetto tutti, basta che non portino criminalità, se si danno da fare riusciamo a collocarli anche nel mondo del lavoro, ben venga. Manodopera manca, quindi. Come priorità penso che il problema migratorio sia un problema importante. Comunque se lo mettiamo un gradino sotto alle bollette è un gradino sotto. Non è che tutto il mondo può stare dentro l'Italia, dentro il Veneto, mi spiego. Cioè se c'è il posto ci deve essere a monte, cioè creiamo opportunità per queste persone, che sia qui oppure che sia lì dal posto in cui vengono, secondo me. Quindi dobbiamo fare in modo che si sentano liberi di stare dove vogliono stare. Ci spostiamo adesso nel Bassanese e nella Pedemontana per capire come può evolvere la situazione e per sentire anche le parole di un sindaco su questo argomento. L'allerta sbarchi e il tema dell'arrivo dei migranti stanno creando subbuglio anche nel territorio bassanese. Le notizie in queste ore si stanno rincorrendo. Una settantina i richiedenti asilo che, secondo la prefettura, sarebbero assegnati alla provincia di Vicenza su un totale di 380 in arrivo nella nostra regione. All'alba di oggi a Marghera ne sono giunti 50 partiti, pare, dal porto di Catania. 9 sono stati portati a Treviso, alla caserma Serena. Gli altri saranno ospitati con il modello dell'accoglienza diffusa. Ma le prefetture in questo momento fanno fatica a dare risposte. Quella di Vicenza disporrebbe di appena 10 posti, troppo pochi di fronte ai numeri dell'emergenza, tanto che la prefettura ha chiesto ai primi cittadini di collaborare nella ricerca di nuovi alloggi. Intanto è arrivata la levata di scudi dell'Anci Veneto per voce del presidente Mario Conte, sindaco di Treviso. Non si scarichi sui sindaci la gestione di questo problema. Non possiamo farci carico di questa emergenza, continua Conte. Si rischiano nuove tensioni sociali. Duro anche il sindaco di Romano De Zelino. Prima vengono i cittadini di Romano, dice non abbiamo posto per i migranti. Romano De Zelino è una realtà che in questo momento non ha a disposizione alcuno stabile pubblico ed è purtroppo una risposta che diamo da molti anni. In realtà abbiamo un problema che è molto più grande. La crisi economica di questi ultimi mesi, assommata a quella che è stata la crisi della pandemia, sta portando moltissime famiglie sulla strada. Ad oggi noi abbiamo 15 sfratti esecutivi che coinvolgono circa 50 persone del nostro territorio. Prima i cittadini di Romano, quindi? Prima i cittadini di Romano, prima le persone che sono integrate, ma in realtà è prima l'umanità verso chi qua vive già da tempo. Una frase che non mancherà di suscitare comunque reazioni, ma sentiamo le reazioni dei bassanesi, dei cittadini. È giusto accogliere? Certo che è giusto accogliere. Accogliere sì, chi ha bisogno, bisognerebbe filtrare un pochino perché sono tanti e non è neanche giusto lasciare in condizioni come stanno nei centri di accoglienza, perché poi alla fine è gente che viene lasciata a se stessa. Ci vorrebbe un'accoglienza più strutturata. Che stiano a casa sua, aiutiamole che stiano a casa sua, perché qua siamo in troppi. Non c'è lavoro per i nostri, figurati tutti quelli che vengono su, che stiano a casa sua, aiutiamoli là. Anche noi siamo stati accolti a suo tempo. Secondo lei è giusto accogliere? No, è giusto accogliere proprio chi ne ha veramente di bisogno, ma questo è tutto un giro di mafia che non voglio neanche sentirlo parlare. Secondo me sì, è giusto accogliere. Non è giusto, è un dovere. È un dovere perché dobbiamo essere solidali con gli altri. Per me è giusto accogliere, assolutamente sì. Accogliere sì, e dopo trovo giusto che ognuno si prenda la propria responsabilità. Diciamo, non è giusto che rimangano tutti in Italia. E che cosa ne pensa invece di questa accoglienza selettiva dettata dal nuovo governo, quindi accogliere solo i più fragili? No, questo non sono d'accordo. Mi sembra una situazione che ricorda quelle dei campi di concentramento di Auschwitz. Che cosa ne pensate invece di questa accoglienza dettata dal nuovo governo, questa accoglienza parziale, quindi si accolgono solo i più fragili? No, guardi, non mi faccia rispondere. No. Sicuramente prima di tutto devono sbarcare le persone più fragili, le donne e i bambini, però anche gli altri. Non è giusto, però posso capire che le esigenze del governo attuale sappiamo come la pensano e quindi probabilmente agiscono di conseguenza. Ripeto, secondo me non è giusto, bisogna accogliere tutti perché quelli che hanno bisogno dobbiamo essere solidali con loro, come tanti altri popoli sono stati solidali con noi quando ne abbiamo avuto bisogno.
E arriva la notizia che la nave Mare Ionio dell'armatore veneziano Beppe Caccia tornerà in mare a pattugliare le acque del Mediterraneo per soccorrere i migranti. Entro fine mese la nave veneziana Mare Ionio dell'organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans tornerà in mare a pattugliare le acque del Mediterraneo centrale per soccorrere i migranti. L'annuncio del coordinatore della missione, il veneziano Beppe Caccia. La nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans è l'unica nave della flotta del soccorso civile che batte la bandiera italiana. In questo momento si trova nel porto di Trapani, in Sicilia, in cantiere per effettuare alcuni lavori di manutenzione ordinaria per tornare in missione in mare in quel Mediterraneo centrale dove la nostra presenza è sempre più necessaria. Caccia definisce vergognoso il dibattito di queste ore. Si è fatta propaganda sulla pelle di centinaia di donne, uomini, bambini in difficoltà, persone che in fuga dalla Libia, in fuga da un paese dove sono rinchiusi in veri e propri campi di concentramento. Ecco perché si ritorna in mare. Noi condanniamo senza mezzi termini il tentativo che c'è stato da parte del governo italiano di porre in essere degli sbarchi selettivi, come li hanno chiamati. È qualcosa di contrario ai più fondamentali principi di umanità, è qualcosa che per prima la Chiesa con Papa Francesco, i vescovi della Chiesa Cattolica Italiana ha condannato. Cambiamo argomento adesso, andiamo a vedere la situazione dell'ambiente in generale, ma nella specifica delle polemiche sulle trivellazioni che si vorrebbero effettuare in Adriatico. Noi non ci limitiamo, nella logica dei precedenti governi, a tamponare di emergenza in emergenza i problemi del Paese, ma delineiamo la via per risolverli alla fonte. E infatti nello stesso provvedimento, oltre a consentire a imprese e famiglie di contenere i costi, vi è anche il primo passo nella direzione di una maggiore produzione di energia nazionale. Mi riferisco ovviamente all'estrazione del gas, già spiegata in precedenza dal ministro Picchetto Frattini, dal Presidente del Consiglio in questa sede, che consente di produrre più gas nel nostro Paese. Nel contempo, a chi è diretta questa maggiore produzione di energia? Ai settori di eccellenza del Made in Italy, che sono spesso proprio settori gasivori. E infatti, per spiegare meglio, l'anticipo del gas che consentirà di fronteggiare a prezzo calmierato l'emergenza energetica nel nostro Paese è diretto ai settori, nello specifico, del vetro, alle vetrerie di Murano, per esempio, è diretto al settore della ceramica, altra eccellenza del Made in Italy, e quindi a Sassuolo, ma anche, lo dico, al Veneto. A 3 anni dall'acqua granda che, ricordiamo tutti, ha colpito anche Pellestrina e le parti interne di quella zona, si torna a parlare dei fondi per la sicurezza. Molto è stato fatto, ma tanto rimane ancora da fare. Pellestrina ricorda in queste ore l'anniversario del 12 novembre 2019, una notte drammatica con l'acqua in casa che l'isola e nessuno potrà mai dimenticare. Verrà ricordato sabato Giannino Scarpa, morto folgorato mentre cercava di mettere in sicurezza la sua casa dall'alta marea. Sono già passati 3 anni da quel terribile 12 novembre 2019, quando l'alluvione con forti venti colpì Venezia, centro storico e tutte le sue isole. È stato fatto molto in questi anni, sia in centro storico con il ripristino e la messa in sicurezza delle rive. Il delegato del sindaco Alessandro Scarpa Marta ricorda i lavori fatti. A Pellestrina è stato fatto il rifacimento del muretto lato laguna, che era stato spazzato via dal forte vento, e i lavori delle pompe idrauliche, è stato messo in sicurezza anche le pompe idrauliche che adesso funzionano, fortunatamente funzionano, e l'innalzamento anche delle centraline elettriche. Ma non basta. È importante però continuare appunto a chiedere al governo i fondi, in questo caso bisogna continuare con il muretto anche a San Pietro in Volta,
quindi lato laguna, e la parte mare, cioè la parte dove c'è il mare Adriatico che batte forte col vento di scirocco. Bisogna continuare con il ripascimento della diga sottovolta, dove già sono stati stanziati 4 milioni di euro. Però attenzione, non bastano. Cambiamo argomento, ma restiamo in zona, perché con il lieve abbassamento del costo del gas che si è visto nelle ultime bollette, possono riaprire anche alcune linee di produzione delle vetrerie di Murano. Più del 70% delle fornaci a Murano in queste settimane ha riacceso i forni ed è così ripartita la produzione del vetro. Oltre al calo consistente del prezzo del gas in bolletta rispetto ai mesi estivi, c'è anche la possibilità per l'ultimo trimestre del 2022 date alle aziende di detrarre il 40% del costo del gas come credito d'imposta, elementi che sono stati una buona boccata di ossigeno che ha segnato la ripartenza in modo netto. Siamo passati da i 2,80 € che sono stati fissati ad agosto di quest'anno contro i 90 centesimi di ottobre 2022, quindi un abbassamento netto. Noi calcoliamo che ormai il 70-80% siano ritornate in attività, cioè abbiano riacceso i forni. È ora al 2023 che si concentra l'attenzione per le numerose incognite, come spiega il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro. Siamo preoccupati per quello che poi potrà succedere con l'anno nuovo, perché questo clima di continua incertezza, queste decisioni non prese dall'Unione Europea riguardante il cap, il tetto sul prezzo del gas, fanno sì che non possiamo preventivare, prospettare quelli che possono essere anche il listino prezzi. Per delle attività che ripartono, in questo caso le vetrerie, tante altre chiudono i battenti probabilmente per sempre. Vediamo qual è lo stato dell'arte nel Trevigiano. 103 negozi nella Marca trevigiana hanno abbassato per sempre le saracinesche nei primi 9 mesi del 2022, 270 nell'ultimo triennio. È la dura fotografia della Camera di Commercio di Treviso Belluno che mostra come sia il commercio al dettaglio ad aver pagato il prezzo più alto prima per la pandemia, ora per i rincari e la concorrenza dell'e-commerce. L'ente camerale ha anche analizzato la situazione in 4 comuni del quartiere del Piave, a Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia e Farra di Soligo. In questi primi mesi dell'anno hanno chiuso 16 attività commerciali di prossimità, 35 nel triennio. Assistiamo da un triennio a questa parte a un progressivo calo e quindi a una progressiva chiusura di esercizi commerciali al dettaglio. I motivi li conosciamo, però l'azione sinergica di Camere di Commercio e delle associazioni di categoria di riferimento davvero credo che possa essere di grande supporto. In questo momento l'unico settore a tenere è quello dell'edilizia, con Treviso prima in Veneto, come testimoniano i dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato. Nella Marca si registra una crescita del 12,99% rispetto alla media nazionale che si attesta al 12,63% e a quella regionale del 7,07%. La crescita dell'edilizia è confermata anche dalla demografia di impresa della Camera di Commercio. Sappiamo che l'edilizia sono dati che probabilmente scontano l'effetto dopante in qualche modo del super bonus 110%. Dobbiamo vedere un po', abbiamo assistito a tantissime aperture nell'ambito dell'edilizia e bisogna anche capire come queste imprese siano in grado davvero di rendere i servizi per le quali nascono e per le quali si spera continuino a restare nel mercato. Parliamo ora di terzo settore, torniamo a Venezia. Abbiamo ritenuto opportuno di fare questo convegno che è stato molto interessante per andare a verificare quali sono i problemi reali della città metropolitana e delle associazioni. Capire l'andamento del terzo settore è l'obiettivo dunque del Centro Servizi per il Volontariato di Venezia, in qualità di agenzia di sviluppo del territorio, per mappare bisogni e criticità degli enti territoriali. Tra le criticità delle associazioni abbiamo enti di piccole dimensioni, l'80% non ha dipendenti, il 70% gestisce un budget annuo inferiore ai 30.000 euro e addirittura un quarto degli enti ha un budget inferiore ai 3.000 euro annui.
sono enti che si reggono soprattutto sul lavoro dei volontari che sono prevalentemente donne e persone con oltre 60 anni. C'è una carenza di giovani. Dalla ricerca emerge dunque un terzo settore determinato ad avere un ruolo da protagonista, ma che allo stesso tempo ha bisogno di supporto per fare rete, anche attraverso i giovani. Il territorio sta cambiando e con esso anche la necessità di identificare i nuovi fabbisogni del terzo settore e dei territori della città metropolitana, ai quali vengono forniti servizi. Con i dati emersi dalla ricerca si vuole dunque arrivare a dialogare con il volontariato e le categorie fragili, ma anche con sindaci, associazioni di categoria, aziende sanitarie. Ora ci spostiamo nell'altopiano dei 7 comuni dove 100 anni fa vennero inaugurate in pratica le colonne portanti del centro di Gallio, distrutto completamente dalla furia della Prima Guerra Mondiale. 100 anni fa i nostri avi sono rientrati a Gallio per costruire nella massima povertà e con massimo sforzo e sacrificio la nostra Gallio. Noi abbiamo il dovere, l'onore, per la loro memoria, ma anche per la nostra dignità, di mantenere le tradizioni, di mantenere vivo il nostro paese. La Prima Guerra Mondiale aveva trasformato l'altopiano dei 7 comuni in una landa desolata. Un luogo di morte e devastazione dove regnavano gli scheletri dei paesi, i crateri delle bombe, le ossa dei caduti. Ma le genti dell'altopiano hanno saputo dare nuova vita alla loro terra, ricostruendo quel che c'era da ricostruire e tornando nelle contrade per ripartire da zero. Gallio sabato celebrerà la ricostruzione e i 100 anni di municipio, scuola e campanile schiantati dalla guerra e rinati. La vita civile, quella religiosa, è il luogo di formazione, un triangolo fondamentale per la società dell'epoca che trova riscontri anche nella comunità di oggi, che si ritroverà per un consiglio comunale straordinario proprio sul sagrato della Chiesa. La facciata della Chiesa che per noi è l'emblema della Prima Guerra Mondiale perché è stato l'unico edificio, l'unico pezzo di edificio che poi è rimasto in piedi durante la guerra, perché Gallio fu raso al suolo come tanti altri comuni. La festa della comunità che guarda al passato e si interroga al futuro diventerà anche l'occasione per capire da dove la montagna veneta possa ripartire per combattere il male più grande, lo spopolamento e l'abbandono. Ci ritroveremo come comunità, faremo un pranzo dove sono già iscritti circa 300 persone e da qui ripartirà quella che una volta era la festa della comunità, perché dall'anno prossimo a novembre ci ritroveremo ogni anno con la festa della comunità per dare senso di appartenenza a questo territorio, soprattutto oggi dopo le vicende note del Covid piuttosto che della crisi che attanaglia un po' tutti quanti. Compleanno centenario, con 90 anni invece di alpini a Vicenza domani. Scusate, Cittadella. Cittadella si prepara a festeggiare gli alpini. Archiviate le polemiche scoppiate in Consiglio Comunale a luglio al momento del conferimento della cittadinanza onoraria, oggi la città murata è pronta a vivere le celebrazioni per il 90° anniversario della fondazione del locale gruppo alpini Sergente Maggiore Mario Fabris. Un compleanno che porta in dono appunto la cittadinanza onoraria, atto fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Conferiamo la cittadinanza onoraria voluta anche dal Consiglio Comunale per tutto quello che gli alpini hanno e continuano a fare per Cittadella e non solo. Gli alpini sono i primi ad entrare in azione quando c'è qualche problema, sono i primi ad organizzare quelle che sono le varie ricorrenze per ricordare appunto ai nostri giovani che cosa è accaduto nel nostro passato. È un'associazione insomma presente in Italia ma presente anche in tutto il mondo, che si dà da fare sempre per gli altri, quindi ci sembrava il minimo, visto anche le polemiche che hanno visto l'adunanza di Rimini di quest'anno, insomma ci sembrava il minimo dare un supporto a questa associazione che tanto fa per Cittadella, per Padova, per il Veneto, per l'Italia. La cerimonia si terrà sabato 12 novembre alle 15:30 nel piazzale Milite Ignoto. Sono in programma l'inaugurazione del restaurato monumento degli alpini, l'alzabandiera e la deposizione di un mazzo di fiori a ricordo degli alpini andati avanti. Seguiranno la sfilata fino a piazza Piero Bon e i festeggiamenti. Questo era l'ultimo servizio al nostro telegiornale, c'è giusto il tempo per ringraziare Renzo Rigon per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie da Veneto, per ringraziare voi per essere stati con noi e darvi appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto il resto. Grazie, buon pomeriggio.